Buongiorno e buona domenica amici di Sportissimi, un saluto da Marco Genduso per commentare la sfida della 14ª giornata di campionato giovanissimi Elite Under 15 che vedrà affrontarsi Accademia Palermo Calcio e Santa Sofia. Vediamo subito l'ingresso da parte dei calciatori di oggi. Vediamo subito i due capitani, Samuele Scarcella con la maglia numero 6, poi con un'insolita maglia numero 24 di Karim Lauria, capitano di questa formazione ospiti che oggi arriva in un campo molto complicato. Ha fatto sempre molto bene l'Accademia di Palermo Calcio, completo rosso ormai come sempre. Vale la pena anche citare un po' le statistiche in attesa del fischio da parte dell'arbitro di oggi, perché tanto stiamo il nostro scoreboard. Poi chiaramente, come diciamo sempre, il cronometro arriverà nel momento in cui ci sarà il primo tocco di oggi. Dunque diciamo come le statistiche possono essere importanti, perché da una parte abbiamo una squadra con il Santa Sofia direttamente delicata, con soltanto 3 gol fatti in questo campionato e il peggior attacco. 2 però sono arrivati nella scorsa giornata contro lo Sporting Pallavicino, una vittoria importante per sollevarsi dalla classifica. Sono 6 i punti infatti di questa squadra. Poi intanto vediamo il grande gesto di fair play con tutti i componenti della squadra ospite a dare il paticinque a tutti i ragazzi di casa. Poi chiaramente la stessa cosa viene replicata anche dall'altra parte. Il mister Sant'Alcina è molto carico, lo vedete, sa bene che quella di oggi può essere una partita importante per la classifica. 7° posto al momento per l'Academy Palermo Calcio. C'era una giornata di ieri, sempre 14ª giornata, una vittoria importante da parte del Fortitudo Bagheria, che ha dato il là a anche ottimi pensieri per la classifica, andando a quota 23. Poi c'è il Castelvetrano a quota 26, invece l'Accademia Palermo Calcio rimane a quota 20, ma oggi deve ancora chiaramente giocare. Vai Ale! Oggi chiaramente assente Gabriele Mazzola, espulso nell'ultimo incontro contro la Panormus, sconfitta con il risultato di 1-0. Inizia anche il match con Baione che si appoggia subito e palla gettata in avanti a cercare la Torre di Pace, che cerca nuovamente un colpo di testa, viene subito fermato dalla difesa, poi Lauria allontana senza badare allo stile, Scopellitti di testa cerca di allungare delle parti di Zarbo, poi in anticipo Saladino si appoggia da Messina, ancora una volta preferito a inserirlo, qui rischia tanto sulla pressione. Felice non riesce invece ad arrivare sul pallone. Dunque un inizio con un'ottima pressione da parte degli ospiti. Qui Baglione riesce a tenere il pallone in campo, poi però Lauria mette una pezza, viene anche aiutato però dal raddoppio di Leandro Veneziano, vice capitano di questa formazione. Dunque formazione confermata rispetto a quelle delle ultime settimane, infatti per l'Accademia di Palermo Calcio, con Messina tra i pali, poi sulla fascia destra c'è Cicuta, a sinistra Felice, che è sempre ormai più un terzino sinistro. Scorso anno, ricordiamo, giocava nella posizione di centrale di difesa, quest'anno invece è cambiato un po' il suo ruolo, ma lo sta facendo egregiamente. Poi centrali Saladino e Scarcello, ormai una coppia ben assodata. A centrocampo Ganci con la Monica ai suoi fianchi, e poi dovrebbe essere Baglione, probabilmente la mezzala, forse di destra, no, perché si dovrebbe giocare quindi con il 4-2-3-1, se non abbiamo visto male, con Caravello che agisce un po' da falso 9 in realtà, con Baglione molto vicino a lui, poi Maniaci e Pace che invece giocano sull'esterno. Intanto Cicuta, Maniaci entra dentro l'area di rigore, entra dentro, cerca il cross, cercato qui l'inserimento di Benedetto Caravello, molto giovane rispetto anche ai suoi compagni, uno dei più piccoli in campo, in questa sua posizione da numero 9. Ricordiamo infatti l'assenza di Gabriele Mazzola, che quel posto solitamente viene preso da lui. E dunque sarà calcio d'angolo con Baglione sul punto di battuta. Rimangono dietro Felice, Cicuta e anche Ganci a rimorchio, chissà magari per un tiro. Cross in mezzo, cercare le torri, allontana la difesa, poi palla su Pace, difende la formazione del Santa Sofia. Pace cerca il dipping di Suola, salta Scopellitti, poi rientra 2 volte, anche il raddoppio di Veneziano, riesce comunque a passare. Pace cerca e trova Caravello, con l'esterno si appoggia, Ganci guarda la porta, perde forse qualche tempo di gioco, poi allarga per Baglione,
palla che viene fermata e poi il dribbling ottimo da parte di Rosa che parte in velocità. Adesso è scoperta la formazione di casa con Rosa che parte inseguito da Cicuta, poi si allunga troppo la palla e qui Saladino non bada allo stile, getta il pallone lontanissimo. Sarà dunque rimessa laterale per il Santa Sofia, tra i pali invece per la squadra ospite vediamo Salvatore Grillo. Dunque parlavamo nella nostra intro dei dati statistici perché sono molto importanti, con soltanto 3 gol fatti per il Santa Sofia, poi invece quelli subiti sono 28, si tratta infatti della quarta difesa più battuta di questo campionato, d'altra parte invece un po' un andamento abbastanza equilibrato per l'Accademia Palermo Calcio con il sesto miglior attacco e la quinta migliore difesa, 23 gol fatti, 14 quelli subiti. Nel frattempo Felice sistema la sua posizione andando direttamente su Scopellitti, poi calcio d'angolo di Lauria molto profondo, allontana con i pugni Messina, poi palla che rimane sempre lì, Scopellitti si gira, calcio in porta e Felice non è d'accordo con lui, poi con la testa riesce ad uscire fuori e allontana la sfera il più che può, ma non riesce. Va Veneziano sul punto di battuta, chiedono di andare qualche metro dietro, ma Veneziano invece avanza anche con un pizzico di furbizia, cerca Scopellitti, poi la tocca solo per un istante Morello, palla che viene gettata in avanti, Baglione sempre molto tecnico, si appoggia, sbaglia tutto, Veneziano prova il tackle da dietro, poi salta anche la Monica, grande azione di Veneziano, poi palla in mezzo, allontanato, Lauria cerca di aprire dalle parti di Rosa che fa controllare questo pallone rimbalzando, poi cerca un traversone in mezzo, palla che si impenna e Messina la blocca senza troppi problemi. 4 minuti di gioco sono passati, gara abbastanza vivace. Dunque confermiamo questo modulo di 4-2-3-1 per Mister Santa Lucia con Ganci e la Monica che sono molto vicini tra i due. Poi Baglione agisce come trequartista, invece Caravello è l'attaccante, dunque non falso 9. Poi due si sono scontrati, Caravello cerca di inseguire nuovamente il suo diretto avversario con Zarbo che fa una buonissima giocata, poi Maniaci lo aiuta. Sono alzati nel frattempo, c'è stato uno scontro tra Lauria e Morgana, se non abbiamo visto male. Tutto ok però. Rimessa con le mani, cercare poi Saladino di testa ancora una volta, sempre molto preciso. Zarbo, palla dietro, poi traversone in mezzo con Messina che va subito ad anticipare. Dietro sul primo palo, poi rischia un po' su questo passaggio verso Felice, palla sulla sinistra, Pace, la aggancia, buona qui la sua giocata, poi cerca 1-2, non passa adesso Pace, Baglione, dialogano benissimo con tutta la loro tecnica, Baglione apre, Pace, guarda la porta, allarga sulla sinistra, c'è la Monica che guarda la porta, la Monica con la punta, e la parata di Grillo che si è girato qui. Nel frattempo un po' impreciso qui la Monica, aveva tutto lo spazio per poter gestire questo pallone, forse per una conclusione sul secondo palo, ha cercato invece il primo con la punta, questa è una soluzione da futsal. Baglione rientra, cerca poi il dribbling, ottimo invece il contrasto di Veneziano, l'ultimo tocco però dello stesso numero 27, dunque calcio d'angolo, il secondo di questa partita. In maglia rossa chiaramente. Abbiamo già avuto anche 2 corner per il Santa Sofia. Sul punto di battuta vediamo Baglione che sta contando i passi, va in mezzo a cercare le torri di testa e poi arriva la bucata di Scarcella che trova il gol 1-0 dopo 6 minuti. Cross perfetto di Baglione. Adesso dobbiamo aggiornare anche le statistiche: 7 gol, 11 assist per Giuseppe Baglione. Assegno il capitano Scarcella, ricordiamo come la fascia sia contesa sempre tra 2 calciatori, 1-1 Scarcella e Ganci. Oggi tocca a Scarcella e risponde così con il gol 1-0. Lauria, poi Cicuta cerca l'anticipo, è un po' in difficoltà, infatti perde il duello con Rosa che va in avanti, prova di rientrare, poi Maniaci fa una grande giocata addirittura con il dribbling, poi sbaglia l'appoggio, infatti il Mister Santa Lucia lo un po' rimprovera. Poi sentite qui Mister Santa Lucia che infatti rimprovera anche Cicuta, forse per il dribbling subito, tanto palla lunga, Felice qui lotta con il fisico,
C'era anche Zarbo che lo stava infastidendo. Messina poi ha messo tutti d'accordo bloccando questa palla con le mani e dunque 29esimo gol subito per il Santa Sofia, che però non aveva iniziato male questa partita, decisamente, anzi una buona gara. Intanto Caravello cerca di autolanciarsi, poi Grillo in anticipo. È stato anche lo scatto di Paolo Gattuso che aveva chiuso la strada al suo avversario per permettere anche l'uscita di Grillo, che è molto attento, mette palla giù e va lungo. Baglione lotta ancora a centrocampo, riesce a guadagnare il possesso. Baglione si autolancia da solo, poi cambia tutto, grande palla per Pace, capisce tutto in anticipo veneziano, ma questa è una grande idea quella di Baglione. Aveva effettivamente visto l'inserimento alle spalle da parte di Pace, però non è arrivato questo pallone. Forse anche un po' leggera qui la marcatura da parte dei centrocampisti delle Santa Sofia Licata, con Morello e Morgana che al momento non stanno facendo bene da schermo, e Baglione infatti in quella posizione da trequartista al momento sembrerebbe quasi non avere marcatura. Lauria a volte riesce ad accorciare anche bene, ma quando poi il 10 si sposta è un po' complicato riuscire a tenerlo. Caravello, buona giocata di prima, poi Ganci, l'anticipo di Lauria, buona qui la sua gara, poi la Monica la controlla in due tempi, Morgana non riesce a contenerlo, la Monica apre dalle parti di Pace che può cercare i compagni in mezzo, poi traversone con Baglione preso nel controtempo e Lauria va subito in avanti, e poi l'anticipo di Scarcella, momento perfetto, poi Morgana allontana, anche Saladino di testa, cercato Zarbo di arrivare, non ce l'ha fatta, poi la Monica con tanta tranquillità. Saladino, la Monica di prima lo mette tanto in difficoltà, poi finta di corpo riesce ad avere la meglio, poi anche con un piccolo contrasto. Saladino allarga, Rosa, poi Cicuta mette in rimessa laterale, buona anche la sua chiusura. Mettiti poi bene in quella palla. Sempre Cicuta di testa, poi Ganci la difende con il fisico, riesce ad avere la meglio, cercare Baglione, poi si appoggia a Caravello, ancora Baglione. C'è largo Maniaci, ma c'è anche l'inserimento di Caravello, lo serve adesso Caravello, può allargare il gioco, poi cerca la porta, male però, poteva decisamente cambiare lato, infatti Baglione gli ha detto proprio questo, guarda a sinistra, Pace abbastanza sconsolato, si aspettava probabilmente questo pallone per poter concludere facilmente. Sbaglia il rimbalzo Felice, poi cerca di rimediare come può, allarga il gioco dalle parti di Rosa, c'è l'anticipo però Cicuta di testa, saltano i due e poi Messina direttamente tra le braccia. Scarcella, ecco Felice, accorcia nel frattempo Pace, poi la pressione da parte di Morello, poi sbagliano qui, Morello cerca il traversone in mezzo, attraverso il Saladino, poi Scopelliti direttamente sulla faccia di Saladino, che qui salva veramente un gol perché aveva impattato perfettamente. Forse il gioco si poteva fermare perché ha preso una brutta botta sul viso, tutto ok però fortunatamente. Intanto Baglione la aggancia, difende con il fisico, Lauria qui ringhia, commette fallo sul 10. Al momento sempre molto libero Pace, Ragazzi, dietro meglio però. forse non sul viso ma sul collo. Ma dove la palla è lunga e ti sei fuori tempo. Bravo Dani. Ha salvato veramente un gol qui Saladino perché Scopelliti aveva calciato con tutta la potenza in corpo e quella palla credo che Messina non la potesse mai prendere. Baglione scivola, la tocca a Maniaci che cerca un controllo a seguire, poi buona la chiusura da parte di Gueli che allontana Rosa, poi Cicuta lo porta sull'esterno, non guadagna però rimessa laterale, sembra di sì da qui, un po' stizzito infatti, allontana la palla. Occhio dietro. Venditi lo spazio, Flavio! Sempre Gueli. L'ho spiegato 200 volte. Non so quante volte te l'ho spiegato. Alzati, roba! Flavio, lo spazio! La Monica allunga, poi Veneziano di testa. Sempre molto libero Pace in questi primi 12 di gioco. Intanto va lungo Grillo,
cercare la sponda ottima di Zarbo, poi sbaglia Rosa, l'anticipo di Cikuta ottimo, poi con il tacco riesce ad andare via molto bene, poi si appoggia Caravello, non arriva sul pallone, adesso Maniaci non ne prova il dribbling, Cikuta saggiamente prova lui invece il dribbling, casca giù molto vicino al dito di gara ma non viene sanzionato nulla. Poi Ganci apre dalle parti di Caravello, c'è l'inserimento di Baione, poi cerca un traversone in mezzo, deviazione ma non va fuori, dunque si ritorna tra le braccia di Grillo. Oh, vai passi indietro, arriva dove il centrocampo la palla. Adesso qui è molto chiaro anche il modulo di Mister Santa Lucia, 4-2-3-1 con il Baione centrale, un giocatore comunque che fa anche dei ripiegamenti difensivi, quindi fase difensiva poi diventa quasi un 4-3-3, però rimanendo sempre centrale, forse un po' si allarga a sinistra in realtà, con la Monica che agisce da vertice basso e Ganci invece un po' più spostato sul lato di destra, però questo è chiaramente in fase difensiva. Felice di testa, buona questo contrasto, Pace, cosa fa un dribbling, prova un tunnel, non riesce, buono qui il lavoro da parte di Veneziano che quando va in contrasto su Pace riesce anche ad avere la meglio, però forse nei movimenti un po' lo lascia alle volte solo, ma poi comunque recupera. Caravello, buono questo aggancio, va a girarsi, non è dello stesso avviso però Zarbo, poi allontana Gueli, palla alta, la Monica, Lauria la meglio, di sta poi Scarce, anzi Saladino, poi Baione, Lauria ancora. Devi saltare, apre col mancino, Rosa, c'è la sovrapposizione da parte di Zarbo, lo serve adesso, va sulla velocità, Zarbo ancora e poi Saladino riesce ad avere la meglio, palla in rimessa laterale comunque per il Santa Sofia Calcio che nonostante il dato statistico di 3 gol realizzati in tutto il campionato, di quei 2 nella scorsa partita ricordiamo vinta contro lo Sporting Pallavicino, la formazione in realtà non sta attaccando male, anzi sta creando qualche grattacapo, più che altro non con azioni da gol, però comunque muovendo molto bene la palla e ovviamente serviva forse un po' adattarsi al campionato. Gueli, Lauria di testa, anticipa tutti, poi palla che viene allontanata da Scarcella, momento l'autore del gol che decide questa partita, Lauria, la Monica di fisico ha la meglio, riesce a passare, poi alza la sfera, Pace ci arriva, la tiene in campo, poi il dribbling, va nascosto la palla su Veneziano, non è d'accordo però il direttore di gara, dice rimessa laterale per il Santa Sofia. Veneziano, testa Felice, poi Baione, Pace, Lauria la tocca, lo infastidisce, poi allontana invece Zarbo, poi palla che arriva su Scopellitti, esce anche Messina, molto bene, si becca anche una buona dose di applausi. Raga, parliamo, voce, non mi sento. Pace nasconde il pallone veneziano, poi apre dalle parti di Felice che può correre sulla faccia sinistra allo spazio, Felice, poi rallenta un poco, Felice, traversano in mezzo, Baione, guarda la porta, calcia a giro, calcia male però Giuseppe Baione, che infatti calcia anche il campo, questa però è una grande occasione. L'azione con Pace e Felice avevano confezionato sull'out di sinistra, è stata molto interessante. Poi palla a rimorchio, Baione non ci ha pensato 2 volte a calciare, questa volta ha calciato male, ma chissà che magari la prossima non c'entri la porta. La Monica, Maniaci, poi Cikuta, Ganci, poi Rosa, un po' impreciso, riesce però a servire i compagni con Scopelletti che va incontro, poi la tocca ancora una volta Vito Maniaci. Buona gara al momento per lui, non si è visto tanto dal punto di vista offensivo, ma tanti ripiegamenti, anche diversi aiuti, come infatti proprio questa giocata, lo stavamo effettivamente dicendo, poi subisce fallo, ha fatto molto bene qui a incunearsi, palla al piede, un giocatore come lui deve provare questo tipo di soluzioni, perché è un calciatore molto rapido, un grande dribbling, lo sta trovando la veda realizzativa dello scorso anno, però anche qui è un nuovo campionato, bisogna anche di un piccolo periodo di adattamento, è un giocatore che comunque quando si accende è veramente dura riuscire a tenerlo. Tanto calcio di punizione, passa Saladino probabilmente lungo, non sale nemmeno Scarcella, dunque non salgono le torri lì davanti, si andrà però probabilmente lungo, almeno
Questa sembrerebbe essere la rincorsa da parte del 5. In mezzo c'è Caravello, c'è la Monica, c'è Maniaci, c'è anche Baglione e Pace. Sono uomini offensivi. Saladino per la rovesciata di Caravello. Stava per regalarci un'immagine meravigliosa, anche impattata bene, però un po' troppo centrale. Questa è stata l'unica colpa, ma chiaramente il gesto balistico è stato eccezionale. Arriva Pace, poi Scarcella, Pace la tiene in campo, Veneziano, buono per il suo lavoro, poi lotta con Felice, palla che arriva a centrocampo, la tocca a Ganci, poi Veneziano ancora una volta, Caravello di prima per Pace che può partire in velocità, sbaglia Veneziano, Caravello la controlla, va sulla destra, prova a infilarsi su quello spazio, lo trova, poi traversone in mezzo per Pace, il palo, poi Maniaci aggancia in porta, viene respinto dalla difesa, poi ancora una volta Caravello, nuovamente la difesa che poi allontana, ma si rimane lì con Ganci che ci pensa, calcia! Palla che rimbalza davanti al portiere, non la tocca nessuno, palla fuori, ma accadeva il calcio vicinissimo al gol. Soltanto il palo qui ha frenato Adeno Pace dall'esultanza per il gol. È una grande palla quella di Caravello che, nonostante l'assenza di Mazzola, comunque sta facendo un gioco sicuramente diverso rispetto al titolare di quel ruolo. Ma nel frattempo Felice mette palla fuori. L'ha messa fuori, Poi Veneziano restituisce il pallone, questo di sportività. Messina. Poi pressione di Saladino, poi calcio in porta! E arriva anche il pareggio del Santa Sofia con Zarbo che è dovuto pressare altissimo. Qui Saladino ruba il pallone e fa 1-1. Tutto parte però dal pallone recuperato, dal pallone ridato direttamente all'Academy Palermo Calcio, in questo caso con Scarcella che anziché andare in avanti è tornato dietro da Messina. Mister Santa Lucia infatti è sotto la nostra postazione, lo aveva anche detto. 1-1 il risultato. Ganci, Pace, sbaglia l'aggancio. Dunque torniamo al gol del Santa Sofia, perché dicevamo Mister Santa Lucia è vicinissimo alla nostra postazione, l'abbiamo anche sentito quando Scarcella ha passato il pallone indietro, ha detto perché questa palla dietro. E allora Mister Santa Lucia probabilmente conosce il calcio molto bene e sa che un pallone dietro poi dato al portiere ha provocato il gol subito, perché sulla pressione dopo il passaggio di Messina su Saladino è arrivato proprio il gol di Zarbo. E dunque quarto gol in campionato per la formazione ospite, che arriva dopo questa lunga trasferta. Ricordiamo, squadra delicata. Caravello, Baglione cerca di sfuggire dalla marcatura, non riesce, poi Lauria, mezza a due, Ganci ottimo, poi Scarcella, la Monica, col mancino si appoggia, Felice, aggancio a inseguire da parte di Felice che poi cerca l'imbucata dalle parti di Baglione. Diciamo dunque come Caravello sia un giocatore sicuramente differente rispetto a Mazzola, un gioco anche diverso, perché Mazzola è un giocatore che cerca più il raccordo, cercando di lottare su tutti i palloni e andando anche incontro alla sfera. Invece Caravello sembra quasi aspettare il pallone e cercare invece gli inserimenti. Poi scontro tra Scarcella e Morello. Cambio di rimessa, errore per Felice. Errore non nella battuta ma nella posizione probabilmente. Veneziano cerca Morello, Felice con il fisico, poi la Monica allunga delle parti proprio di Caravello che potrebbe avere la meglio su questo rimpallo. Sembrava in un primo momento, non nel secondo. Rosa punta a Cicuta, vuole saltarlo, passo doble, poi imbucata, Ganci capisce tutto e getta il pallone in avanti, poi Gueli, ancora la Monica, mettere una pezza. Lauria, Felice, Pace, poi Lauria, lotta molto
bene Veneziano, grande qui la sua giocata su Pace che sguscia via. Veneziano attacca con l'esterno, si appoggia, Morello cerca le traversone ancora in mezzo e poi Saladino mette una pezza, però sta giocando benissimo qui il Santa Sofia. Quasi a volere un po' rispondere a quei dati statistici che dicono soltanto 4 gol in campionato, ma sembra una squadra decisamente rivitalizzata e probabilmente in questa seconda parte di campionato potrà, chiaramente continuando così, dire la propria. Intanto cross in mezzo, ancora Messina da allungare sul secondo palo, poi Gueli nel frattempo è rimasto giù Messina con il pallone che viene gettato fuori da parte di Gueli dopo il passaggio di Zarbo. E giù al momento Messina, vediamo cosa è successo, probabilmente è la sua smanacciata, poi anche lo staff medico pronto forse a intervenire. Nel frattempo però si è rialzato, tutto ok per Messina. Nel frattempo anche l'Accademia Palermo Calcio chiaramente restituirà il pallone con Cikuta. Cikuta, Maniaci, palla di torno sbagliata, poi Saladino esce bene, poi Ruletta, Saladino ancora cercato una giocata molto complicata. Adesso c'è lo spazio per Rosa per poter attaccare. Rosa cerca il tiro, Zarbo 2 volte cerca di lottare con Scarcella che adesso si è spostato un po' sull'out di Saladino anche per coprire, con Felice che invece accorciato, dando a giocare quasi come centrale, ma è un ruolo che conosce molto bene. Intanto Maniaci cerca il passaggio, palla che non passa lui ma non il pallone. Panchina corta invece per l'Accademia Palermo Calcio, soltanto 5 giocatori. Abbiamo Salvatore Inserillo, Giuseppe Guzzo, Nicolò Tallarita, Flavio Cascio e Francesco Riera. Essere una partita così potrebbe essere Riera una soluzione. Intanto palla per Pace che cerca con il tacco addirittura un mix tra tacco ed esterno per battere Grillo, che però esce molto bene qui, infatti nega il gol del possibile 2-1. Diciamo dunque che in panchina un giocatore che potrebbe cambiare la partita potrebbe essere la velocità di Riera, ma sicuramente anche Cascio che nelle ultime partite è entrato sempre in maniera molto propositiva. Intanto buona giocata di ganci per Maniaci che cerca il duello fisico con Zarbo, non lo vince ma ottiene comunque una rimessa laterale. Questa è una buona occasione per potersi affacciare nuovamente dalle parti di Grillo, che ha realizzato in precedenza circa un minuto fa una buona parata su Pace, chiaramente molto sfortunato, un palo anche per lui. Maniaci cerca il cross in mezzo, poi la tocca con in anticipo in questo caso Paolo Gattuso, palla però in essere rimessa laterale, sì, zona comunque offensiva con Cikuta. Sbaglia tutto, poi allontana la difesa a cercare Scopelliti, arriva però in anticipo qui Morello, poi cerca di duettare con Scopelliti, anticipo Scarcella e poi si appoggia saggiamente dalle parti di Messina. Palla di ritorno, Scarcella, sempre Messina, adesso lo mette un po' in difficoltà, infatti allontana male però, e poi Scarcella, Cikuta, Maniaci, poi sbaglia l'appoggio. Devi scalare con lui, lascialo stare qua. Palla in rimessa laterale con Cikuta che si incarica di battere. Infatti il sole è anche un po' scomparso, l'abbiamo visto in precedenza, adesso è tornata un po' di ombra, temperature comunque ottime per giocare. Intanto Caravel cerca di sfuggire dalla marcatura, ci riesce molto bene, adesso lancia dalle parti di Baglione, viene fermato l'ottimo colpo di testa da parte di Paolo Gattuso. Morello cerca di controllare il pallone, molto complicato. Scarcella, Felice, il dribbling per la scivolata di Morello, che è un giocatore molto bravo a fare questo tipo di lavoro. Intanto Caravello quasi alla Mazzola, si gira molto bene, poi Pace, il taglio con l'ottima chiusura difensiva da parte sempre di Gattuso, poi di testa Scarcella 2 volte con buon lavoro con Scopelliti che ha conosciuto decisamente la sua posizione da attaccante, quasi ha fatto centrocampista, poi lottano Maniaci in questo duello fisico, va giù, poi
Gueli. Lauria allarga dalle parti di Rosa che può puntare in velocità, salta Cikuta ma non è la seconda volta, che poi fa una buona chiusura, poi allontana invece Saladino, palla direttamente su Zarbo e dunque rimessa dal fondo. Scarcella accorcia Pace ma non viene servito, si ritorna da Saladino, quasi una versione simile a quella che è stata il gol subito. Ganci, Scarcella, Saladino, pressione 2 con Scopellitti e Morello. Poi Lauria allunga questa palla, cerca sempre il proprio attaccante, poi Scarcella in anticipo, chiede un fallo ma non viene ravvisato, poi palla ancora lunga e Messina tra le braccia. 28 di gioco perché si fosse sintetizzato in questo istante, il risultato di 1-1 al gol di Scarcella ha risposto il pareggio con Zarbo, ma regalo di Saladino in questo caso. Lontana, lunga questa palla, forse un po' troppo. Sarà rimessa con Cikuta con le mani, si avvicina la Monica, un po' in ombra oggi il numero 8, anche in realtà Baione abbastanza in ombra. Questa sicuramente è una notizia che il giocatore solitamente è quasi sempre tra i migliori in campo, oggi forse non sta trovando la posizione corretta in campo. Un assist però per lui, 7 gol e 11 assist, ricordiamo. Ma quelli con le mani, cercare l'aggancio di Rosa che però non arriva, sarà dunque nuovamente rimessa con le mani. Poi sguscia via molto bene qui Zarbo che poi va scivolata, cercare di passare il pallone, non riesce però. Cikuta, Maniaci, dribbling, Ganci, buona guardia, cerca di appoggiarsi su Pace, palla che va incontro, poi dribbling, casca giù, fallo di Morgana, calcio di punizione. Adesso va Baione, qui può essere un'occasione per lui, probabilmente vedremo un cross in mezzo, però da lì Baione potrebbe anche volere la porta. Sta sistemando il pallone, lo guarda molto attentamente e non ha avuto molte occasioni oggi, quindi potrebbe anche calciare in realtà. Sta sistemando anche i capelli. Ci avvicina lui Ganci, ma non credo che possa. La postura non è quella del giocatore che dovrebbe ricevere un passaggio, dunque ci immaginiamo che Ganci sappia bene che Baione andrà direttamente in porta o forse in mezzo, dunque non passerà da lui. Però la rincorsa sembra quella di un cross in realtà. Baione cerca invece la porta, la traversa, l'ennesima questo campionato, e poi Saladino risponde dopo l'errore facendo 2-1, segno Saladino e Scarcella, i due difensori centrali. Buon risultato al minuto 31. L'avevamo effettivamente detto, a quella distanza un giocatore come Baione può provare una conclusione diretta. L'ha fatto, ha preso però l'ennesima traversa della sua partita. Microfoni spenti, parlavamo infatti proprio di questo, le sue tante traverse e pali su punizione, ne ha presa un'altra oggi, ma questa volta ha un sapore decisamente più dolce perché è arrivato il gol poi di Saladino. Tanto Cikuta, ottimo a sgusciare via Baione, si è acceso il numero 10. Poi Cikuta molto bravo qui a velocizzare il gioco su Maniaci che può puntare l'uomo, salta nettamente Gueli, poi palla in verticale per il cross di Ganci che non arriva, poi un po' claudicante Ganci. Lui, se Benny va dentro, vieni nell'appoggio su di lui. Se va bene, entri tu. È inutile che salite tutti e due dentro. Qui Ganci potrebbe essersi fatto male perché è abbastanza claudicante. Testa Ganci. Cikuta sempre molto tranquillo sulla gestione della palla. Maniaci centrale, sbaglia il tocco, Morgana la tocca, poi Morello cerca di sporcare il possesso. Mancano
3 minuti e poi intanto ottimo l'anticipo di Saladino che va come un treno per lottare. Saladino ancora con il dribbling, 2 volte, 3 volte, Saladino scivolata, non ne riesce, poi nasconde la palla rosa, riesce a passare un istante ma non per il secondo, poi Maniaci, Cicuta, dribbling in mezzo a 2, classe da parte di Cicuta, poi Maniaci, ganci, cambia gioco dalle parti di Pace che è chiamata a gran voce da mister Santa Lucia. Pace può puntare, vuole il destro, Pace guarda la porta, calcio! E palla che termina fuori, non di molto ma grande azione qui dell'Accademia Palermo Calcio. Anche dagli spalti a caricare il numero 11 che ha fatto una grande giocata, ha chiuso un po' troppo sul primo. Poi Scarcella, ganci, non pulitissimo qui Scarcella, sicuramente efficace. Pace, il velo non è venuto benissimo ma riesce comunque a passare il pallone. Felice può crossare un po' laterale, cerca il traversone in mezzo, non trova però nessuna deviazione, palla direttamente in rimessa dal fondo con Grillo. Che fa lungo. Felice, poi tocco di La Monica. Felice ancora una volta con il sinistro a cercare la scivolata di Baglione, che è stato molto intelligente perché questa palla va deviata giusta per Pace, che però non aveva creduto in questo tipo di occasione, che è anche complicato effettivamente. Tanto manca un minuto, soltanto un giro di orologio, vediamo se ci sarà il recupero. Non ci sono state delle interruzioni, dunque ci immaginiamo forse anche soltanto un minuto di recupero. Intanto lotta Maniaci, fa una buona guardia qui sulla pressione di Rosa, poi allunga per Caravello, che adesso è molto largo, può puntare alla difesa. Caravello, le finte, vuole il destro, lo salta Caravello, trova un calcio d'angolo, ancora occasione zona offensiva. Questo è Orma. E invece no, non è calcio d'angolo. Da qui sembrava abbastanza evidente il tocco, ma non per il direttore di gara, che ha deciso di non sanzionare questo tocco come calcio d'angolo, ma come rimessa dal fondo. Probabilmente allora abbiamo visto male, che magari non c'è stato questo tocco. Intanto gancio. Baglione allarga dalle parti di Pace che salta l'uomo. Pace 3-1. Adriano Pace si scrive anche lui nel tabellone dei marcatori, ma che palla ancora una volta di Baglione, 12° assist in stagione per lui. Gol ancora per Pace. È arrivato Adriano. E vai Adriano. Un gol fondamentale qui per l'Accademia Palermo Calcio, perché è arrivato in un momento importante e termina anche il primo tempo con il risultato di 3-1 tra Accademia Palermo Calcio e Santa Sofia. Un gol importantissimo quello di Pace, perché potrebbe chiudere forse questa partita. Al momento chiude sicuramente il primo tempo. Intanto vi salutiamo, ma come sempre per qualche istante, perché sempre qui sui canali sportivi, il secondo tempo della sfida. A dopo. Un risultato pesante, però fa parte del gioco del calcio, i ragazzi devono crescere in fretta, abbiamo incontrato una grande squadra, c'è poco da dire, i ragazzi non si sono fatti trovare pronti, ma ripeto, questi ragazzi stanno facendo un campionato straordinario, un percorso straordinario, perciò non posso che essere soddisfatto. È normale, la sconfitta pesa, dobbiamo subito digerirla, non sarà facile digerirla perché comunque loro sono abituati a giocarsela diversamente, però fa parte del gioco, capitano queste giornate no, oggi è stata una giornata no, anche le molte assenze hanno inciso, ma ripeto, il gruppo è forte e coeso, deve continuare a lavorare, pazienza. Qui siamo tutti dopolavoristi, perciò oggi hanno dovuto prendere giorni di lavoro, è stata una spesa importante per la società, però l'abbiamo vissuta serenamente, come anche un premio per il campionato che stiamo facendo, perciò niente, che devo dire, dobbiamo subito rimetterci al lavoro e pensare a condonare questo brutto risultato e pensare alla prossima. Il progetto nostro è la salvezza, siamo lì terzi, è ovvio che siamo lì, balliamo.
però ci sono corazzate importanti come Piana degli Albanesi, come Vittoria del nostro girone, Avola, insomma sono squadre attrezzate per vincere, di conseguenza noi siamo lì, è normale che giochiamo sempre, scendiamo in campo per giocarci la partita, per imporre il nostro gioco, delle volte ci riesce, delle volte un po' meno, però ce la giocheremo insomma fino alla fine, alla fine dell'anno tiriamo le linee. Ottime impressioni, tanti nuovi compagni con cui non avevo mai giocato e tanti invece vecchi amici che vengo a ritrovare con tantissimo piacere. Adesso invece parliamo un po' della partita, perché in un primo tempo forse non ottimale della tua squadra, un risultato di 0-3, poi però il tuo gol ha riaperto la gara. Ti chiedo quindi quanto è stato importante fare quel gol in quel momento e poi di commentarcelo. Sì, ti posso dire intanto che è stata una bellissima partita. Sapevamo che era un'ottima squadra, anche perché abbiamo chiuso il girone di andata in 4 come stesso punteggio, però per differenza reti diciamo che siamo noi sopra, però sapevamo la forza del Marsala e sapevamo che veniva a fare una grandissima partita, anche perché i punti parlano chiari. Poi pronti via subito 1-2, 3-0, però siamo stati bravi a riprenderla e essere soprattutto poi lucidi all'inizio del secondo tempo e a credere nelle nostre potenzialità. Nel secondo tempo cosa è successo? Perché è stata una squadra decisamente differente, negli spogliatoi forse tu, ma anche qualche altra figura di esperienza, avete detto qualcosa in particolare o frutto del caso? No, queste cose non vengono mai frutto del caso. Cioè, io penso che quando tu prepari le partite in settimana e vedi gli elementi che tu c'hai in squadra, basta semplicemente trovare quella scintilla, quel gol del 3-1 per far capire, di far tornare la calma e riprendere la partita in mano, perché sapevamo che anche se sono un'ottima squadra noi lo siamo anche ancora di più. Adesso questa è stata la 12ª giornata del campionato di Serie C2, ti chiedo, ci sono 3 squadre a quota 28, Figarazzi, Merlo e appunto lo Iato, invece Città di Marsala rimane a quota 25. Credi che magari questa squadra con questa sconfitta possa anche un po' allontanarsi dalle altre 3 oppure no? Allora ti dico di no, perché secondo me è una squadra che oggi viene qui e impone il suo gioco e si porta sul 3-0, però poi ovviamente grazie alla nostra bravura la ribaltiamo, non può mollare un campionato alla 12ª, anzi credo che poi in casa farà il suo dovere e magari farà dei punti che la rimetteranno sicuramente in gioco, perché dico 3 punti sono una gara, niente di che, poi quando ne hai altre 3 di sopra che si devono incontrare e inciampa qualcuno, ovviamente speriamo non noi, anche perché ci siamo ripromessi che saranno delle finali ogni partita, questa era l'11ª e andremo avanti su questo ritmo fin quando il campo ce lo permette. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima giornata, sfida contro il Città di Bisacquino, una trasferta. Come la preparerete e se conosci chiaramente gli avversari? Allora ti dico che non li conosco personalmente gli avversari, però ovviamente tramite il gruppo chiederemo le informazioni giuste che loro ci hanno giocato, vedremo un po' di studiare questa squadra, sempre perché c'è da migliorare settimana in settimana. Ovviamente noi prepareremo la nostra gara come sempre con massimo rispetto, anche perché abbiamo visto che ieri ha fatto un risultato fuori casa contro l'Aveco, quindi secondo me sono dei ragazzi in fiducia, saranno dentro casa. Il primo tempo è stato un primo tempo di grande pazienza, loro si difendevano molto bene, si chiudevano molto bene, dovevamo aspettare il momento giusto per poterli colpire. Abbiamo creato, però c'era anche un avversario che la classifica parla chiaro, aveva tutte le carte in regola per far bene, quindi la bravura è stata quella di attaccare e non subire contropiedi fatali, cosa che in precedenza abbiamo vissuto in altre partite, quindi già il primo tempo per me era molto soddisfacente, a parte che l'abbiamo chiuso in vantaggio. Poi nel secondo chiaramente abbiamo trovato più spazi, loro si sono allungati un attimino e abbiamo ragazzi che negli spazi larghi possono essere devastanti. E quindi il risultato poi ha preso corpo, ma la cosa che ha sottolineato Giuseppe, io confermo, era la impermeabilità difensiva, che è uno degli aspetti sui quali abbiamo lavorato durante tutto il girone di andata e che stiamo cercando di correggere con un dispositivo in campo diverso e anche con giocatori con caratteristiche diverse. Quest'oggi diversi volti nuovi in campo, come giudica i nuovi arrivi di questa campagna acquisti invernale? Giglio arriva, ma arriva in un contesto di portieri già molto valido. Io ero molto contento di tutto quello che era accaduto per quanto concerneva l'estremo difensore.
Abbiamo perso Norfo, è arrivato Giglio, ma il parco portieri per me è estremamente valido. Giglio ha l'esperienza, è anche un preparatore dei portieri, ha meritato in categorie superiori e quindi tutte queste cose hanno influito positivamente sulla sua prestazione. Giuseppe Di Dio è superfluo presentarlo, è un po' la storia del calcio a 5 a Palermo, ha giocato in categorie ben diverse, ha dato tanta esperienza, tanta umiltà, tanta professionalità in un contesto dove comunque questi aspetti già c'erano. E poi c'è stato il ragazzino Guglielmini che ha debuttato e spero anche in futuro che possa avere sempre un utilizzo maggiore, significa che cresce, quindi questo è quello che noi vogliamo dai nostri giovani. Mister, invece adesso parliamo un po' di statistiche, so che lei le cura molto attentamente e le dico subito che quest'oggi la sua formazione era la seconda peggiore difesa del campionato, ma oggi 5-0 risultato, porta inviolata, quindi cosa è cambiato? Ma è una cosa che sapevamo da tempo, noi abbiamo viaggiato con questa classifica, secondo miglior attacco e seconda peggior difesa in quasi tutto il girone di andata. Ha inciso anche la debacle che abbiamo patito ad Alcamo proprio contro il Bonifato, che è stata una partita disastrosa, ovviamente perché sono stati molto bravi anche loro, ed è stata la partita che ha cambiato un po' il campionato. Da quel momento sono venuti sia risultati positivi e la vittoria ad Alcamo contro lo Sporting, però quella statistica è rimasta inalterata per tutto il girone di andata. Ripeto, ci stiamo lavorando cercando di coniugare come si sta in campo con le caratteristiche dei ragazzi, l'arrivo di Cutrona, di Diddio, e in relazione a quello che possiamo fare meglio a livello difensivo. Quindi abbiamo agito sia sugli uomini che arrivano e anche su alcune variazioni e alcune coperture difensive che durante il girone di andata non sempre ci sono state. Lei mi ha citato giustamente la gara di andata, 8-0 risultato molto pesante. Qual è stata la differenza, forse se lei dovesse dirne una in particolare, che oggi non c'è stata? Ma con tutto quello che avevamo col Bonifato, l'8-0 nasce dal fatto che non avevamo un solo difensore. Quel giorno avevamo soltanto giocatori con spiccate doti offensive che hanno beccato la giornata sbagliata e nel momento in cui dopo pochissimi minuti eravamo già con 3 gol sotto, la partita poi ha preso una piega che ovviamente ci è servita ad abbassare un po' le ali e nel contempo ad avere l'umiltà che ci ha consentito poi di rimontare. Credo che la forza di questo gruppo, anche del rapporto che ho con il mio presidente, è nato proprio ad Alcamo. Là si poteva sfasciare tutto, oppure invece riboccarci le maniche e reagire, è quello che è accaduto. Invece adesso diamo uno sguardo alla prossima partita contro il Cus Palermo, come la preparerà e cosa si aspetta vista la squadra che affronterà. Queste sono partite che si preparano da sole, perché giochi con il Cus, è un derby molto sentito, giochiamo in un palazzetto bellissimo contro una squadra fatta da ottimi giocatori e quindi è normale che è una partita che si prepara con grande emozione, con grande concentrazione, con grande voglia. Vogliamo andare lì e giocarcela, fermo restando che sappiamo che andiamo a incontrare una squadra estremamente dotata e con tanti giocatori di ottima categoria. Siamo tornati live intanto per il secondo tempo di questa sfida che deve affrontarsi Accademia Palermo Calcio e Santa Sofia, risultato di 3-1. Vi mostriamo il nostro scoreboard come sempre, poi chiaramente ricordiamo che invece il cronometro partirà dall'istante in cui ci sarà il primo tocco. Nel frattempo sembrerebbe esserci nessun cambio al momento né da una parte né dall'altra, dovrebbero essere sempre i stessi 22 in campo. Nel frattempo mister Santalucia a colloquio qui con Vito Maniaci. Ora ha chiesto qualcosa in particolare al numero 7, sta giocando una buona gara, però mancano forse un po' i suoi strappi tecnici. Fischietto in bocca, inizia anche il secondo tempo della sfida con Lauria che va subito in avanti a cercare poi la sponda
dei compagni. Ganci, la Monica, Lauria contrasta, lo salta con l'esterno, adesso Caravello allunga dalle parti di Pace che può arrivare sulla velocità, lo fronteggia Veneziano, poi il tackle scivolata, Caravello sguscia via, poi cerca la porta e blocca invece Grillo senza problemi, prima occasione dopo soltanto 30 secondi di gara. Non ci stiamo annoiando. Battuta lunga a cercare, anzi no, c'è stato un cambio perché è entrato Benedetto Cosenza con la 15 e invece dovrebbe essere uscito Angelo Morello con la 4, sì, perché non lo vediamo più in campo. In realtà che è stato forse uno dei migliori. Dalle sue parti infatti nasceva sempre tanta pressione, allontana Veneziano, mette in calcio d'angolo, c'è ancora occasione quindi in zona offensiva per l'Accademia Palermo Calcio con Baione che va sul punto di battuta. Sistema il pallone nella lunetta, guarda i compagni in mezzo a Baione, sguardo rivolto al centro, cross in mezzo, poi non arriva Felice da 2 passi, veramente è stato molto sfortunato il numero 5 che non è riuscito ad impattare il pallone, è arrivato forse leggermente in avanti. Maniaci, poi Caravello va giù, si continua, poi conclusione di La Monica scordinata. Infatti mister Santa Lucia dice di abbassare subito il corpo quando si calcia al volo, nel tentativo chiaramente di non creare questo tipo di occasioni. Dunque rimessa dal fondo con la lunga di Grillo, Ganci con la testa, poi Maniaci cerca di controllare il pallone, Caravello fa buona guardia, ottimo con il fisico, poi si appoggia, la tocca Cosenza. Bravi ora! Baione vede l'inserimento del compagno, sguscia via Maniaci, grande giocata poi dentro l'entrata di rigore, cerca il cross in mezzo, Maniaci con il Caravello lancia via e poi ci arriva invece Baione che spara addosso al portiere, poi ancora una volta Baione 2 volte e non riesce, poi allontana Cattuso di testa Saladino, poi Ganci, Cicuta, Scarcella, Messina va a lungo a cercare Maniaci che forse è in posizione irregolare, infatti c'è un braccio alzato per poi Morgana di fisico, si scontra poi con Lauria, non ne riesce ad arrivare Gueli, poi palla ancora in mezzo per Pace che la controlla, Pace ancora, esce molto bene Grillo, però qui provvidenziale l'intervento da parte di Gioacchino Zarbo che con il piede ha cercato di infastidire all'ultimo Pace, infatti c'è anche riuscito. Si scontrano ancora Cosenza e Lauria, poi palla su Zarbo che va sulla velocità, poi si nasconde, poi cicca il cross in mezzo, viene portato verso l'esterno da Cicuta che anche guadagna la rimessa con le mani. Testa Zarbo, poi spalla alla porta, prova a girarsi Scopellitti, la tocca poi la Monica, 1-2 con Baione, poi l'anticipo ottimo da parte di Rosa. Scarcella rischia un po' nel suo aggancio, viene infastidito da Scopellitti che lotta con il fisico, poi con la punta Saladino invece cerca di allontanare, gara molto all'inglese con pochi fischi e tanti contrasti. Rosa prova a girarsi, poi l'ultimo anche a toccare, però non c'è stato alcun movimento con il braccio, però rimessa per l'Academy con Felice che dice se va bene la sua posizione. Poi Veneziano esce molto bene qui, Veneziano, grande la sua giocata, poi alza la palla, cerca di Scopellitti, la tocca invece Saladino e poi Scarcella con l'esterno, elegante dalle parti di Felice, cerca l'appoggio su Caravello di prima, apre per Pace, buono per il suo controllo, poi il dribbling su Veneziano, va giù ma non c'è nulla. Abbiamo detto anche in precedenza, un gioco molto all'inglese oggi,
parte del fischietto di oggi. Rosa. Poi ganci, maniaci. Buona qui la sua giocata, salta tutti ma non l'ultimo. Poi Lauria può ripartire, lo contrasta qui con il fisico, ganci che poi fa una grande giocata, saggiamente decide di tornare dietro, Cicuta, la Monica, c'ha spazio per partire il numero 8, adesso che va in velocità, si stacca Morgana, lo salta, poi Pace apre direttamente dalle parti di Caravello, c'è anche Maniaci, però in anticipo Grillo. Questa è la bella palla! Di testa, poi va incontro Maniaci, Baglione allarga ancora sul numero 7, poi ottimo qui l'intervento da parte di Gattuso, poi sua posizione, palla al centro per Scopellitti, Cicuta bravissimo qui a levare lo spazio, stare sempre sul fiato, sul collo praticamente. Pace di prema molto bene qui, apre per Felice, rientra sul destro adesso, poi Mancino, Pace si va a passare sul pallone, poi rientra con il trasta veneziano ancora una volta. Questo è uno scontro visto per i primi 41 minuti tra veneziano e Pace. Sbaglia la Monica, poi esce molto bene, palla al piede sempre veneziano, Rosa può partire il numero 11, è veloce, può puntare la difesa 2 volte ma in mezzo a 2 tra Felice e Scarcella non riesce a passare. Mancino, poi Baglione devi star largo, allunga, Caravello, buono l'aggancio, Caravello, e poi la parata di Grillo, aveva fatto una grande giocata qui il 9, poi Baglione, scivolata, calcio di rigore, fallo su Baglione, se l'è conquistato e poi Maniaci chiama super intervento allo staff medico. Una brutta botta, quella presa dal numero 10, vediamo se sarà in grado di poter calciare il rigore o se invece ci sarà un cambio. Nel frattempo è pronto un cambio con in questo momento Giuseppe Guzzo che farà il suo ingresso, vediamo il posto di chi. no, certo, siete messi proprio bene, perché lui ha alzato la mano, anche i calci in ginocchio. ma che non è rigore? E Baglione sul dischetto, però si è allontanato, lo lascia a Pace. Ah, io ho detto che devo uscire. Baglione deve uscire dal campo Andre, vai tu Adriano! e mister Santa Lucia dice a Pace di andare lui, può trovare la sua doppietta personale, sfida Grillo. Baglione potrà rientrare in campo soltanto dopo il calcio di rigore, rincorsa corta per Pace, perfetta la sua esecuzione, allarga il destro, palla in buca d'angolo, 4-1 il risultato. Vai 13. Cambiamo! Fabio, vieni! Vai Gianni, va diverso gol! Tanto termina la gara di Cicuta, dentro inizia invece quella di Giuseppe Guzzo. Ottima gara da parte di Fabio Cicuta che è stato molto preciso, anche con delle buone giocate sul lato di destra dal punto di vista tecnico. Lascia il campo, una grande gara per lui comunque. Entra dunque Guzzo che dovrebbe giocare sul lato di destra, infatti non cambia nulla dal punto di vista tattico. Uno dei nuovi arrivi del mercato invernale, ricordiamo infatti il secondo è stato la Monica. Tocca il primo pallone, Guzzo, Maniaci, ancora Guzzo, Lauria nasconde il pallone con la suola, buona presa giocata, poi cambia dalle parti di Rosa, Felice però in anticipo, poi con il fisico si aiuta un po', spalla contro spalla, tutto regolare, qui tanta astuzia da parte di Felice. Poi Caravello vince il contrasto di fisico, grande qui la sua giocata, Caravello si autolancia e poi viene fermato da Gattuso.
che sta comunque giocando una buona gara. Scopelletti, poi accorcia molto bene qui Saladino che ne salta 2, addirittura 3, come sempre cerca di avanzare palla al piede, poi Maniaci, buona qui la sua giocata con dei palleggi, poi ganci, si torna dietro, Guzzo centrale, Baione allarga male però, poi Maniaci, fallo da parte di Zarbo, che questa insolita posizione difensiva, però è pronto anche un cambio per gli ospiti. Dovrebbe entrare Alessio Mantia per Morgana, forse, vediamo. Entra Mantia per Morgana. Pronto anche un altro cambio con Cascio che farà il suo ingresso. Andiamo al posto di chi? Intanto Saladino va a lungo a cercare le torri in mezzo, palla che rimane lì, Maniaci col mancino, palla che poi viene gettata fuori dall'area di rigore con Lauria che adesso apre dalle parti del neoentrato Mantia, che è fresco, può correre. Sterzata con il tacco, lascia lì il pallone, poi sbaglia tutto perché in anticipo c'è la Monica che sta correndo veramente per tutto il campo, meglio nel secondo tempo rispetto che al primo, poi si appoggia Caravello, apre ancora per la Monica, poi c'è Pace che accarezza la palla, cerca la porta, vuole il palo lontano, non lo trova, palla fuori. Poi dentro Flavio Cascio, vediamo al posto di chi? Per Pace, dunque questo è il cambio. E dunque dovrebbe passare Caravello sull'esterno e Cascio come attaccante, come punta. O forse Baglione come punta e Cascio centrocampo. Diciamo che Cascio è un giocatore che può giocare in molti ruoli. Infatti Cascio va in avanti, un giocatore che può giocare sia a centrocampo che in attacco, molto duttile. Terra rosa, Saladino cerca il rilancio per il entrato Cascio, poi ottima la chiusura da parte di Gattuso che va sul lato di sinistra in mezzo a 2, sempre Gattuso non perde il pallone, lo fa anche molto bene qui, subisce invece il fallo. Peppe, torna, girati. Poi batti 5 ed è giallo per Gattuso. Cartellino giallo per Guzzo, giallo un po' fiscale, possiamo dire, sembrava un fallo cattivo, i due si erano agganciati un po' con la maglia, Guzzo cercava di avere la meglio, ma non era un fallo cattivo sicuramente. Ganci con la testa, tacco di Caravello. Poi la Monica casca giù, calcio di punizione. Lauria dice di no, dice di non aver commesso fallo, si lamenta tanto. Non ne vuole sentire ragioni però. Il tempo è pronto anche Francesco Riera. Vediamo al posto di chi, perché Guzzo è entrato come terzino destro. Dunque potremmo immaginare che Riera possa tornare un po' al ruolo dello scorso anno, ovvero quello di esterno alto. Forse al posto di Vito Maniaci, vediamo se effettivamente sarà questo il cambio. Palla lunga, cercare le torri, non trova nessuno. Nel frattempo siamo sotto la possessione di Mister Santa Lucia e effettivamente abbiamo indovinato il cambio perché Riera farà il suo ingresso proprio al posto di Maniaci, dunque giocherà come esterno alto. La sua velocità potrebbe essere una spina nel fianco per la difesa avversaria. Intanto in testa Gattuso. Minuto 49 della partita. Mancano 16 minuti. Maniaci cerca il tocco, buono qui la chiusura difensiva. Poi il rilancio di quelli a cercare Scopellitti, lo anticipa Scarcella la prima volta, poi la seconda e l'ultimo tocco è stato di Scarcella, calcio d'angolo dunque. Sarà quindi calcio d'angolo per il Santa Sofia che batterà con Lauria.
Ognuno il suo. Poi a colloquio dentro la di rigore. Per oggi questa potrebbe essere l'ultima azione per Maniaci. Lauria cerca le cross in mezzo, allontana con la testa proprio lo stesso numero 7, poi Lauria la tiene ancora in campo, cerca un nuovo traversone in mezzo, allontana Saladino che poi si fa aiutare anche da Felice che con il destro è preciso e tiene la palla anche in campo, lotta di velocità a Baglioni, l'anticipo Gattuso, vuole l'esterno, lo trova ma forse anche un po' troppo, palla in rimessa. Nel frattempo nuovo cambio dentro Riera ma anche Tallarita al posto di Maniaci e la Monica. Buonissima gara per entrambi i calciatori. Dunque Tallarita giocherà come centrocampista centrale, non cambia nulla dal punto di vista tattico, ci immaginiamo forse qualche conclusione da fuori da parte sua. Riera invece correrà su quell'out di destra, nel frattempo dunque fuori sia Maniaci che la Monica, grande partita per entrambi, che al netto forse di un primo tempo la Monica un po' in ombra, poi nel secondo è stato molto importante. Nel frattempo Baglione si porta la palla fuori, dunque rimessa con le mani, dunque torniamo invece a Maniaci, una grande gara sia nel primo che nel secondo tempo, tanti ripiegamenti difensivi per lui, tanta corsa, forse è mancato qualcosa negli ultimi 16 metri però. Saladino, Guzzo all'esordio quest'oggi con un giallo anche. Saladino, Riera si fa saltare dal pallone, poi cerca di lottare con Gattuso. Devi giocare larga a destra, su, non devi andare dentro, Flavio. Oh, sempre sulla palla, devi dentro qua. Centrale, ok qua. Guzzo, Guarda Flavio. sempre con le mani, minuto 52, Guzzo a cercare la sponda di Cascio, non la trova, poi palla ancora in rimessa laterale, manca sempre meno alla fine della partita, 4-1 il risultato, sembra ormai quasi acquisito il gol di Pace, il terzo, quindi il tiro della sua partita, più di 2, è stato sicuramente importante perché ha tagliato un po' le gambe alla Santa Sofia. Poi Saladino lotta ancora, fa una buona giocata, poi allarga il gioco, sbaglia però, poi Tallarita 2 volte, 3 volte cerca di avere la meglio contro tutti gli avversari, non ci riesce, si riparte dunque in contropiede con Mantia che vuole ottenere Zarbo, non lo trova, poi prende anche forse un colpo Tallarita, Felice, al centro del campo, poi sbaglia il tocco, Rosa anticipa Ganci, sterzata con il tacco, poi prova una giocata molto fine, non è contro Tallarita che infatti è anche fresco e lo ferma. Saladino intanto apre per Riera, fa scorrere il pallone, può puntare il giocatore, poi Cascio cerca un 1-2 che però non riesce a fare ottenere nuovamente il pallone su Riera, poi va incontro al pallone, Scarcella, Felice, Cascio di prima per Caravello, si cerca tanto questa giocata di prima, Mister Sant'Lucia la sta curando tanto quest'anno, che si nota che è una squadra che cerca sempre di anticipare le giocate, giocando con un fraseggio rapido, veloce, anche tecnico. Poi gioco fermo, preso il direttore di gara di oggi, una buona gara anche per lei. Gioco molto all'inglese, però comunque che fa bene forse anche per la spettacolarità, perché ha deciso di non fischiare quei contrasti un po' al limite. Sicuramente qualche calcio di punizione in più ci sarebbe potuto essere, però forse anche lo spettacolo ne avrebbe risentito, invece è una partita abbastanza maschia con tanti contrasti, sempre comunque regolari, ma che comunque stanno regalando un ottimo match. Intanto Lauria, poi la conclusione di prima di Scopellitti, direttamente dalle braccia di Messina, che non è stato in realtà chiamato in causa tante volte, soltanto nell'occasione del gol, ma sicuramente un po' di colpa anche lui ce l'ha insieme a Saladino.
Poi Riera, c'è la sovrapposizione di Baglione, cerca il passaggio, palla però imprecisa da parte del 16 e dunque Grillo direttamente con le mani andrà probabilmente lungo. Testa Scopellitti, poi Zarbo la controlla, il tunnel su Guzzo, Scopellitti con Ganci che lo tallona da dietro, riesce anche a levargli il pallone. Guzzo, Ganci, l'anticipo da parte di Gueli, poi Scarcella dopo la buona guardia di Saladino. Felice, Peppe, non ti attaccare con la punta, Peppe. Mandalo! Lauria, buona questo anticipo su Tallarita, adesso può ripartire il Santa Sofia con questa azione offensiva, palla imbucata in mezzo, Guzzo capisce tutto in anticipo e può ripartire. Ecco l'occasione per il numero 13 appena entrato, è fresco e si vede. Tallarita vede bene Baglione, buon aggancio, sguscia via Baglione come sempre infermabile, poi va giù, ma si continua questa volta, forse un calcio ci sarebbe potuto anche stare. Gattuso, Lauria, c'è spazio su tutto il campo con una prateria sulla sinistra, lui invece decide di andare a destra con la sponda di Zarbo, adesso Veneziano che prova tanto a lanciarsi su quella fascia, Felice invece non è d'accordo, ma ha capito tutto in anticipo e poi serve Caravello, palla fuori. Ma che l'ha fischiato? Sarà quindi rimessa con le mani, vediamo Felice infatti sul punto di battuta. Mancano 13 minuti al termine del match. Caravello la controlla, poi alza dalle parti di Cascio, poi Baglione di testa per Caravello che sguscia via con un buon dribbling, poi allontana Gattuso. Adesso si cerca la velocità da parte di Zarbo. Adesso Felice con le mani va a lungo a cercare la sponda di Caravello, viene anticipato però, poi ancora una volta forse un tocco del direttore di gara, ma si continua. Poi scivola Cosenza, si riparte con Ganci che apre dalle parti di Riera che è veloce, può partire però sulla velocità, Riera rientra, salta l'uomo, Riera sul mancino, poi va sul destro, viene fermato però al raddoppio difensivo con adesso Cascio che fa un grande recupero su Gueli. Cascio cerca il traversone, poi palla che viene sporcata dalla difesa. Gattuso, palla lunga, Felice, sempre molto preciso. Poi traversone di Scopellitti a cercare il mezzo, pallone che rimbalza su Mantia che prova la giocata, non si passa da Felice, poi Tallarita ancora. Felice ancora una volta e poi Veneziano, sempre uno dei migliori oggi. Una grande gara, nonostante sul suo fascio ci sia stato un giocatore come Pace che l'ha veramente messo in difficoltà più volte. Errore di Tallarita, Scopellitti può puntare la difesa sul sinistro, si allarga molto, riesce però a crossare. Guzzo non è d'accordo con lui, palla in calcio d'angolo. Adesso si sistema anche la difesa in mezzo con questo cross di Lauria che batte praticamente tutti i calci d'angolo. Abbiamo visto battere sia a destra che a sinistra, un ottimo battitore, li ha sempre messi bene, anche mettendo in difficoltà in realtà Messina. Vediamo come andrà adesso. Lauria cerca un traversone, cercare il copes di Mantia, Messina invece capisce tutto in anticipo, va giù e adesso blocca anche il pallone. Scarcella, palla centrale, Tallarita si gira molto bene con il tacco, elegante, poi lancia alle spalle Caravello che aveva fatto un buon movimento, ma questa volta non ci è arrivata, anche un po' stanco, ha avuto 59, anzi stiamo entrando al 60° minuto della partita, credo si possa anche perdonare. Lauria,
Poi Caravello lotta molto bene Veneziano, Caravello però la meglio, poi allarga dalle parti di Baglione che però non ci arriva perché in anticipo c'è Grillo e dunque blocca il pallone, mancano 10 minuti alla fine della partita, non ci immaginiamo grande recupero, almeno fino al momento. Abbassate. Scopelletti prova a girarsi su Guzzo, poi non riesce anche a passare. Scopelletti, scivolata di Saladino, qui molto duro e deciso il 5, fa però un grande intervento, autore del gol del 2-1, autore anche la leggerezza difensiva che ha causato infatti il pareggio momentaneo del Santa Sofia. Cross in mezzo di Cosenza, male però, troppo sul primo palo. Messina decide saggiamente di non toccare questa palla e dunque prendersi una rimessa dal fondo, fare rifiatare i suoi, adesso andare lungo. Saladino può allargare su Guzzo, lo fa adesso, c'è spazio il 13, può partire, perde forse qualche tempo di gioco, poi va lungo per Cascio, l'anticipo tentato da Rosa, poi Cascio ancora una volta la meglio anche sul diretto avversario, poi Lauria la tocca, la sporca e adesso pallone che viene portato fuori da Zarbo. Baglione poi non è d'accordo con lui, sempre Baglione, la tocca di prima, molto bene Riera, guarda la porta, va calcio del Riera, ancora calcio in porta, viene fermato da Rosa, si è allargato un po' troppo Riera questa volta, poi cerca un traversone in mezzo con le mani, blocca senza alcun problema Grillo. Infatti anche mister Sant'Lucia dice al proprio giocatore di non allargarsi palla al piede, ma di calciare direttamente in porta, va effettivamente tutto lo spazio. Tanto Mantia in difficoltà con Felice, ma credo sia una difficoltà un po' di tutti giocare su quella fascia. Giocatore dotato di una grande abilità difensiva, difficile da saltare. Testa Caravello, poi va incontro Cascio. L'anticipo di Zarbo, rimessa per il Santa Sofia. Saladino, Tallarita, Guzzo allarga molto bene dalle parti di Riera che fa scorrere il pallone, può puntare Riera, se la porta però lunga, troppo, anche fuori. Non un buon ingresso quello di Riera, solitamente ci abituati a ben altro, però forse adesso si sta un po' adattando al ruolo di terzino con buonissime abilità difensive. È un po', forse deve ricordarsi come si gioca un po' più avanti, lui che scorso anno ha fatto una grande stagione, ricordiamo. Ecco qua Giallo. Tanto l'Accademia Palermo Calcio cercava una risposta dopo la sconfitta contro la Panormus, risultato di 1-0 la scorsa giornata. Credo che questa risposta sia arrivata oggi in casa. 4-1 il risultato, mancano ancora 6 minuti e mezzo, c'è ancora tempo per qualche gol, ma la gara al momento sembra quasi una situazione di stallo con poche azioni e ritmi veramente molto bassi. Scopelletti la tocca, la tira in campo, ma per qualche istante palla fuori. Andrà Guzzo con le mani. Giuseppe Guzzo, ricordiamo uno dei due arrivati come la Monica. Se la Monica ha già conquistato un po' tutti, Guzzo ancora deve farlo, ma chiaramente questa è la prima partita per lui, ha tutto il tempo a disposizione. È stato anche un buon ingresso in realtà il suo, ha coperto bene, ha perso un duello in realtà con le Scopelletti, ma a parte quella giocata poi è sempre riuscito a giocare bene la palla. Ganci, testa, la tocca a Guelli, poi Scopelletti regala il pallone a Baglione con l'esterno, cerca l'imbucata alle parti di Caravello che viene contrastato però da Veneziano che fa sempre una buona chiusura, poi Caravello bravissimo qui con il fisico, poi cercava forse anche un contrasto, Caravello salta all'uomo, poi non Laurea, fa una buona chiusura in mezzo a 3 maglie gialle, aveva provato a infilarsi ma non ci è riuscito, poi viene rincorso Gattuso da Tallarita, ottimo il suo recupero, poi contrastato Tallarita ancora, alza la palla
Riera di ritorno ancora per Tallarita che ha lo spazio, si allarga e poi la Rosa mette direttamente in rimessa laterale. La posizione è strana quella di Ascanio Rosa, che è partito come esterno alto, poi si è spostato a centrocampo e infine sembrerebbe giocare quasi come centrale di difesa. Sicuramente una grande d'utilità, ottima per il proprio tecnico. Sarà rimessa laterale con Guzzo sul punto di battuta, cerca Cascio e lo trova. Guzzo ancora una volta a Cascio, si appoggia, Tallarita si ferma, sterzata, poi sbaglia il tocco, sempre Tallarita, va giù, cava un intervento irregolare, non fischiato. Poi Saladino contrasta 2 volte, lascia lì il piede, poi Baione, viene saltato, Lauria, buona gara per il capitano. Mantia, minuto 66 di gioco, mancano 4 minuti, poi sarà fine partita, o meglio, minuti di recupero. Veneziano. Poi palla ribattuta, rimpallo, rimessa dal fondo. Adesso si gioca anche un po' con il cronometro, saggiamente, infatti il portiere Alessandro Messina, buona gara anche per lui, un errore che è stato un po' a metà tra lui e Saladino per il gol subito, perché è una palla persa in maniera un po' ingenua. Nel frattempo un cambio con l'ingresso di Carlo Gerbi al posto di Veneziano. Ottima gara però per lui, nonostante il risultato, è stato sicuramente uno dei migliori. Andrà dunque Messina a lungo per questi ultimi 3 minuti della partita, poi Veneziano scambia un cenno di intesa anche con i suoi avversari. Una gara ottima da parte sua, gara anche molto corretta oggi. Lontana la difesa, poi di testa e poi Tallarita mette giù, si porta la palla però un po' troppo lontana. Gattuso la tocca in testa Felice, poi sul pallone Caravello ha provato uno scatto incredibile, aveva anche preso la palla ma già terminata fuori. Dunque rimessa con le mani per Rosa, mancano 2 minuti. Palla centrale, cercare Cosenza che con l'esterno vede una grande palla, Scopelletti, palla in mezzo e poi la conclusione di Gattuso che trova il gol del 4-2. Tutto regolare, non dovrebbe essere fuori gioco. Una grande azione qui con Cosenza che ha aperto benissimo alle spalle, c'era Scopelletti che ha messo una palla poi super interessante qui con l'appoggio poi in porta di Gattuso che si è spinto più avanti dopo aver giocato praticamente come inizio centrale, poi adesso a centrocampo trova il gol 4-2. Come sempre gli ultimi minuti sono sempre horror per l'Accademia Palermo Calcio, che tende a subire un po' troppo negli ultimi istanti di partita, forse cala un po' la concentrazione. Il risultato era anche un po' al sicuro. Nel frattempo è pronto l'ultimo cambio anche per Santa Sofia con Ortugno che dovrebbe fare il suo ingresso al posto di Grillo. Intanto Cascio nasconde la palla, fa una grande giocata in mezzo a 4 giocatori, poi Grillo. Vai Andrea! Paglione, Cascio, poi Caravello cerca la giocata molto fine, viene fermato 2 volte, poi la porta lunga, scivolato di Caravello che nonostante il risultato, nonostante manchi veramente poco, non molla un centimetro. Poi Cascio in anticipo, lotta con Ascanio Rosa, sempre Cascio e poi duelli. Adesso si è un po' accesa la gara negli ultimi istanti, però pronto l'ultimo cambio, fuori Grillo, dentro Ortugno. Giochi alta a destra, gli diamo una cena. Ciccio, stai giocando dietro,
Bravo, dovrebbe esserci stato un cambio tra Riera e Guzzo, con Guzzo più avanti e Riera più indietro. In palla in rimessa laterale, Guzzo forse qualche piccola colpa sulla diagonale non coperta benissimo nel gol del 4-2. Scopellitti era alle sue spalle, lui l'ha coperta bene, ha rinato il gol. Forse anche questa la scelta di posizionarlo un po' più avanti con Riera che dà magari maggiore copertura dietro. Intanto Cascio sponda, Baglione calcia! Non può nulla, è rientrato Ortugno, 5-2 a segno anche lui dopo 2 assist. Manita dell'Accademia di Palermo Calcio. Il 5-2 da parte di Giuseppe Baglione che si iscrive anche lui nel tabellino dei marcatori. C'era andato molto vicino con una traversa, poi con un calcio di rigore conquistato ma non battuto. Questa volta però è tutto suo. 8º gol in campionato per il 10. Lauria. Scopellitti, salta Riera, mette poi un pallone in mezzo con Scarciola che allontana. Poi Guzzo è scivolata. Rischia un po' perché è già ammonito. Ganci. È rimasto giù. Poi Ganci getta il pallone fuori. Che è rimasto giù Guzzo. Nel frattempo siamo già ben oltre i minuti regolamentari. Minuto 72 con Gueli che restituisce palla a Riera. E poi va bene così, triplice fischio e vittoria per l'Accademia Palermo Calcio che sarà a quota 23 in classifica, vince e aggancia il Fortitudo Bagheria a quota 23 in classifica. Noi vi ringraziamo come sempre per averci tenuto compagnia quest'oggi. Da Marco Genduso di Sportisir è tutto, alla prossima.